Allora, ci hanno raggiunto in studio due ospiti. Alla mia sinistra c'è Giuliano Fogliani dell'Erba del Vicino, appunto l'organizzazione, l'associazione, insomma, che sta anche sondando le possibilità per quanto riguarda gli imprenditori, appunto, di trovare, diciamo, migliore terreno, un terreno più fertile in Carinzia. Parto subito da Giuliano Fogliani, appunto l'Erba del Vicino. Allora, abbiamo sentito che ci sono dei problemi in questo caso che è stato denunciato, insomma c'è addirittura una sentenza di condanna in sede civile, c'è una procedura anche in corso da parte della Procura della Repubblica nei confronti appunto dei responsabili di una banca, però anche insomma al di là degli aspetti appunto più gravi evidenziati in questo servizio, c'è un problema con il credito, con le banche da parte delle piccole imprese che sta, diciamo, diventando sempre più serio, sempre più drammatico e spinge ancora di più appunto le imprese a guardare alla Carinzia o magari anche più in là. È vero? Assolutamente sì. Cosa si può fare quindi? Cosa dovrebbero fare le banche, ma anche, diciamo, la parte politica? Cosa dovrebbe fare per indurre le banche a cambiare atteggiamento? Beh, so che molte associazioni di categoria si stanno interessando a questo problema che è enorme per tutte le imprese, soprattutto nel settore edile. In questo momento il settore edile sta crollando. Sta crollando in parte naturalmente per le congiunture, insomma, per la congiuntura economica, sì, anche perché gli enti pubblici non riescono a emanare lavori, insomma. Ecco, ma allora a questo punto uno potrebbe dire le banche hanno ragione, non danno soldi, perché se poi tanto comunque questi soldi non rientrerebbero, non riuscirebbero a produrre degli utili, allora non è colpa delle banche. Non è colpa delle banche, però c'è la possibilità comunque di ragionare tra governo e banche, visto che adesso abbiamo un governo in questi giorni da poco formato, e soprattutto per dare la possibilità della ripresa nel settore edile e in tutti gli altri settori che ci sono. E poi c'è il fatto che le banche comunque hanno avuto molto denaro dalla BCE, ne hanno avuto anche insomma in condizioni molto favorevoli. E poi dove l'hanno messo? Cioè non l'hanno messo insomma nel mercato nel serbatoio del assolutamente. Probabilmente staranno pagando il debito pubblico. Insomma. Ecco, ma allora questo discorso della Carinzia insomma è sempre più è sempre più attuale, non solo la Carinzia. Quali sviluppi ci sono? Beh, qualsiasi stato che non sia l'Italia è attuale per le nostre imprese. Cioè voi avete diciamo, in mente anche delle missioni verso quali... diciamo che in questo momento particolare qualsiasi nazione che non sia l'Italia dà la possibilità alle nostre imprese di lavorare. Bene, abbiamo sentito questa testimonianza appunto da parte di Giuliano Fogliani e proseguiamo, lo ringraziamo e proseguiamo